Luca Zanta, oggi 1° maggio all'insegna delle manifestazioni. Un commento su questa iniziativa e se ci può spiegare a livello di comune, di Follina, come vi state muovendo sulla promozione turistica del territorio. Sì, intanto buongiorno a tutti, siamo qui a Farò, è una manifestazione questa, Vivere la Primavera a Farò, che è arrivata al 3° anno e quest'anno poi anche il meteo ci aiuta molto perché saranno 3-4 giornate di sole pieno. È una manifestazione innovativa perché rispetto ai mercatini di primavera canonici che venivano fatti, qui si sfrutta quello che è il territorio, quindi l'altipiano di Farò, per avere come target le famiglie, quindi gli organizzatori, e qua veramente ringrazio di cuore il Comitato Festeggiamenti di Farò la Bella Pedeguarda, hanno puntato molto sul vivere all'aperto, cosa che questo territorio del Conegliano Valdobbiadene si presta molto. È un'iniziativa a cui noi teniamo molto, è un'iniziativa che è in collaborazione con altre associazioni e che veramente secondo noi sarà sempre più seguita nel futuro. La promozione del territorio è ciò che noi come amministrazione comunale abbiamo in mente in questo mandato, quindi promuovere, intanto aiutare ogni associazione che faccia un evento, che abbia interesse a sviluppare qualche settore culturale, artistico, enogastronomico, ma promuovere le bellezze di Follina è ciò che è il mandato di questi 5 anni. Avremo nuove iniziative. Punteremo molto sul mettere insieme le associazioni e proprio a breve usciranno anche 2 nuove brochure con gli eventi programmati nel comune di Follina e una brochure turistica con 2 percorsi, cittadino e sentieristico, da promuovere per i tanti turisti che arrivano dall'estero.